Amici sportivi, buonasera. Siamo in diretta dalla Belboté Arena di Tombolo per assistere alla finalissima della Coppa Veneto di Serie D. Si affrontano Montello Futsal e Arzignano Calcio a 5. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Stefano Annoè di Mestre e Gianluca Figuera di Treviso. Le squadre sono schierate in campo, vediamo i primi piani dei giocatori, dei protagonisti di questa finale di Coppa Veneto di Serie D. Hanno disputato ieri le semifinali della Final Four ed ora si apprestano a conquistare una delle due squadre il titolo, la Coppa. Il sorteggio a centrocampo tra i due capitani. La Coppa in primo piano, l'abbiamo vista in precedenza. La partita viene trasmessa su Futsal Veneto TV, la pagina YouTube, la pagina del Futsal Veneto. Il saluto delle squadre in campo: Arzignano in maglia bianco-rossa, Montello Futsal in maglia azzurra. Due vittorie quindi ieri per queste due squadre nei rispettivi confronti che hanno determinato questa finalissima. Ora le squadre sono a raccolta attorno ai rispettivi mister per iniziare questa partita che vale una coppa disputata durante l'intera stagione, con le fasi preliminari, con le finali dei gironi e poi ora con la finalissima regionale che determina la vincente proprio della Coppa Veneto. Ora verrà osservato un minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento a ricordare Mattia Giani, mancato sul campo di gioco una settimana fa. Le formazioni delle squadre: il Montello Futsal presenta col numero 2 Josef Rebroub, con il 3 Andrea Carniato, con il 6 Pablo Ayalas Silvares, con il 7 Andrea Fornasier, con il 9 Rudy Basso, con il 10 Leandro Alfonso, con l'11 Cacao Christian Bile, con il 14 Enrico Callegaro, mentre in questo istante ha inizio l'incontro, due tempi da 30 minuti per vedere chi si porterà a casa la Coppa Veneto di Serie D. Col numero 15 Edison Becchesi, col numero 18 Daniele Zoppas, con il 19 Francesco Coppe, con il 22 Matteo Fiorin. Il mister è il signor Loris Baldasso. Il capitano è Francesco Coppe. Arzignano Calcio a 5 vede in campo col numero 1 Simone Baronio, con il 3 Alberto Tumiati, con il 4 Matteo Lovato, col 5 Stefano Zerbato, con il 7 Nicolò Zanconato, con il 9 Leonardo Tibaldo, con il 10 Alessandro Lamalfa, con l'11 Bruno Lasri, con il 13 Singh, con il 14 Giabre, con il 22 Federico Pedagoraro, con il 25 Simone Baldisserotto. Mister è il signor
Leonardo Sacchiero, capitano Leonardo Tibaldo. Buon divertimento e buon futsal a tutti per questa diretta, per la finalissima della Coppa Veneto di Serie D. Intanto c'è una prima conclusione di Giabre, fermata 1 minuto e mezzo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Montello e Arzignano. Una squadra trevigiana, il Montello, ricordiamo in maglia azzurra alla destra dei vostri teleschermi, e l'Arzignano in maglia biancorossa. Dall'altra parte Giabre, servito ora Zerbato, ancora Zerbato, che dà dietro al suo compagno di squadra Lasri. Zerbato, Giabre, prova l'allungo Giabre, interviene la difesa, le mette in gioco Zoppas, che ha 4 secondi per spossessarsi del pallone. Il pressing dell'Arzignano lo costringe, per non prendere una calcio di punizione a 2, a mettere in rimessa laterale. Subito si vede l'Arzignano in avanti, pronto ancora con un tiro di Giabre che colpisce in pieno, lo rivediamo, l'incrocio dei pali, bel destro di Giabre che si è preparato il tiro e ha colpito il palo pieno alla destra di Zoppas. Prima occasione della gara dopo soli 2 minuti e mezzo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Manovra Montello, ma recupera la sfera Arzignano con Zerbato che porta un po' a spasso il pallone, poi serve Lasri, Giabre, Lasri, pallone messo fuori, si arrabbia Zerbato, viene ripreso dall'arbitro per un pallone allontanato senza nessuna cattiveria, con soltanto un po' di frustrazione per un passaggio sbagliato. Manovra difensiva ben riuscita del Montello, che esce bene dalla propria metà campo e guadagna una rimessa laterale già battuta da Rebroub. Ora ha servito il capitano numero 19 Francesco Coppe. Rebroub, la conclusione di Rebroub, il primo tentativo verso la porta dell'Arzignano con il tiro di Rebroub alto. Giabre, Zerbato, possesso palla di Zerbato, pressato, in difficoltà Zerbato, gli soffia il pallone il Montello, poi però Giabre ci mette una pezza e riparte con l'azione dell'Arzignano. Il tentativo di passaggio effettuato da Lasri, intenzionato a servire Zerbato, viene fermato. Giabre, chiede triangolo, lo ottiene, si presenta solo, il tiro di Giabre, la parata di Zoppas seduto col pallone che poteva sfuggirgli. Abbiamo intravisto l'ultima situazione con il tiro di Giabre e la parata di Zoppas. Ancora una conclusione di Giabre, un misto tra un tiro e un passaggio sul secondo palo, ne esce fuori una sfera sul fondo. Riparte il Montello, azione manovrata dentro la propria metà, appena superato la metà campo. Coppe, l'intervento difensivo, rimessa laterale Montello. Sfera sulla sinistra per Coppe. Su di lui subito un avversario. Coppe allora cambia completamente il gioco e mette sulla destra. Poi c'è un pallone sotto porta
prova, c'è un tiro e poi la possibilità di deviare in porta da parte di Bile, ma non riesce il tocco decisivo, pertanto si spingono a centrocampo in modo anche un po' buffo i due avversari, Jabre e Fornasier, richiamati i due. Sicuramente si stringeranno la mano, non c'è tensione, c'è solo la voglia di subito di mettere il primo sigillo in questa gara. La gara è appena iniziata. Jabre all'indietro, anticipato dal capitano del Montello, il pivot dell'Arzignano, ma la sfera viene messa in rimessa laterale. La battuta Pegoraro, possesso palla Jabre, si è spostato sulla destra Singh, poi pallone che termina nelle mani di Zoppas, che fa ripartire la sua squadra. Occasionissima per il Montello, prima la parata e poi il gol del Montello, il vantaggio del Montello. Rivediamo l'azione. C'è stato prima un tiro con un passaggio preciso e poi la stoccata sulla seconda palla di Christian Akaku Bile. 1-0 Montello, il gol di Christian Akaku Bile. 8° minuto. Jabre, pallone che passa da una parte e all'altra del campo. Si ripropone il Montello in avanti pericolosamente, poi si decide di passare all'indietro per Coppe che mette a lato. Arzignano che prova ad imbastire un'azione partendo dalla propria difesa. Un po' spinto Pegoraro, ma mantiene il possesso della sfera la formazione vicentina. Ancora Pegoraro a intervenire su questo pallone in contrasto, poi viene messo a terra e c'è il calcio di punizione per l'Arzignano. Atterrato Tumiatti, primo fallo dell'incontro. Primo calcio di punizione a favore dell'Arzignano. È Singh sulla sfera, la batte verso l'area che viene fermata dal pivot in posizione centrale, poi il tentativo di servire il pallone a destra o a sinistra viene deviato dal Montello. Rimessa laterale Arzignano, pallone messo lì dove non ci arriva nessuno, la palla è ancora dell'Arzignano, c'è stato un tocco evidentemente del Montello. Rimessa laterale Arzignano, 10° minuto, 1-0 Montello, pallone al centro, ancora una palla inattiva a favore dei vicentini, dei biancorossi. È Singh che va su questo pallone, mette al centro, pallone che rimane in area per 3-4 secondi, poi commette fallo. Commette fallo Tumiatti, calcio di punizione per Montello, 1-1, situazione falli sul tabellone. Riparte quindi la squadra trevigiana con un calcio di punizione. Pallone dato sulla destra, sfugge via e prova ad entrare in area caparbiamente Leandro Alfonso, poi viene fermato, poi c'è una conclusione, ribattuta, un'altra conclusione
che attraversa tutta la porta, aveva il compagno libero, liberissimo, numero 15 era liberissimo, Becchesi, ma l'azione sfuma con questo tiro. Abbiamo rivisto. Grazie alla regia che ci fa vedere il replay delle azioni salienti, di tutti i gol e delle azioni salienti di questa gara. Potete quindi seguire questa diretta su Futsal Veneto TV, la pagina YouTube, dove potrete vedere tutte le partite archiviate del grande Futsal Veneto, dove a partire da tra pochi giorni, dal 25 aprile, potrete assistere a tutte le gare, ma proprio tutte, del torneo delle regioni, categoria Under 15, Under 17, Under 19 e femminile. Le gare che non saranno trasmesse dalla piattaforma nazionale Futsal TV verranno altresì trasmesse da Futsal Veneto TV, quindi iscrivetevi, sintonizzatevi, mettete il memory, se non vedete la partita vuol dire che è su Futsal TV, ma comunque tutte le gare tutte le rappresentative venete saranno seguite dall'inizio alla fine, anche perché sarebbe un po' troppo lunga per tanti andare giù in Calabria, luogo dove si svolgerà la Kermesse, che vedrà circa 1300 persone coinvolte tra un migliaio di atleti e dirigenti addetti ai lavori. Pallone rimesso in avanti, ma direttamente sul fondo da Baronio. Zoppas con le mani prova ad incrociare un passaggio per Silvares, che non riesce a raggiungere questo pallone. Jabre in verticale, poi l'azione dopo aver protetto il pallone di Tumiatti, ancora Jabre, Tumiatti cambia fronte di gioco, ma c'è l'intercetto, si invola verso la porta e c'è il cartellino giallo che si prende l'Asri, che ha commesso il fallo sul giocatore che aveva intercettato il pallone e che si stava portando velocemente verso la porta di Tumiatti. Verso la porta di Simone Baronio, il portiere dell'Arzignano. Calcio di punizione quindi per il Montello, che è già in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno all'8° minuto da Bile Akakou. Giocatore della Costa d'Avorio, proveniente dalla Costa d'Avorio. La conclusione, la parata di Baronio. Calcio di punizione secco ma centrale. Agevole la parata di Baronio, che ha dovuto un po' smorzarne la velocità, prendendola in un tempo e mezzo, diciamo così. Rivediamo il calcio di punizione, è la sassata, ma Baronio in 2 tempi e mezzo ferma il pallone a terra. Jabre a servire Zerbato, ancora Jabre, poi Lasri e ancora Tumiatti. Lasri, Jabre sulla destra, Zerbato di tacco, ancora all'indietro per Jabre. Riparte l'azione dell'Arzignano partendo dalle basi. Bella tentativo di passaggio incrociato di Zerbato, che però viene
intercettato proprio prima che il pallone terminasse sui piedi del suo compagno di squadra, e riparte il Montello, azione caparbia del numero 10 che viene un po' spinto, per gli arbitri non è fallo, e il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo di Baronio. Prova a raggiungere questo pallone Jabre, ma non vi riesce. 16esimo, 1-0 Montello. Zoppas al rilancio lungo direttamente nelle mani del suo avversario diretto, numero 1 del Zignano, Baronio. Ora occasione per l'Arzignano con pallone messo al centro, ma interviene prima la difesa del Montello. La conclusione con un tiro diagonale che rivediamo, la conclusione del numero 7 del Montello, Andrea Fornasier, a lato. Abbiamo rivisto questo tiro. Jabre. Servito sulla destra Carniato, prova l'incursione, poi ci ripensa, passa a Callegaro. Ancora Enrico Callegaro, la battuta della rimessa laterale per Francesco Coppe. Ancora riceve palla Francesco Coppe, prova una palombella, pesca il suo compagno in modo molto preciso, però perde la sfera Bile, e c'è una conclusione del numero 11 dell'Arzignano, Lasri, parato da Zoppas. Rivediamo la conclusione di Lasri. Zoppas era già in caduta e ha avuto un po' di difficoltà a prendere quel pallone perché inginocchiato non aveva i pieni appoggi per poter pararla con sicurezza, ma comunque efficace. Recupera palla Jabre prima che esca, rilancia l'azione in avanti, la conclusione deviata, calcio d'angolo Arzignano. Conclusione di Lasri. Calcio d'angolo battuto proprio per Lasri, conclusione di Lasri, fuori misura, riparte il Montello, 1 contro 0, mantiene il pallone in campo, alla porta libera, poi sbaglia il tocco conclusivo, era un po' troppo avanti con il corpo rispetto al passaggio dato dal proprio compagno. Rivediamo l'azione, con questa bella azione sulla destra, poi il pallone messo al centro. Era andato troppo in avanti Andrea Carniato, quindi ha dovuto rallentare la corsa, ma il suo tocco non è stato efficace proprio perché era troppo in avanti rispetto a dove è arrivato il pallone. La porta era completamente vuota, di ottissima occasione per raddoppiare per Montello. Prova l'Arzignano a manovrare, ma recupera la sfera al Montello, poi lo recupera di nuovo l'Arzignano. C'è un fallo, calcio di punizione. Fallo commesso da Francesco Coppe, che ha steso il suo avversario. Calcio di punizione per l'Arzignano, posizione leggermente decentrata. Si discute su dove posizionare il pallone. Si becca un cartellino giallo Leandro Alfonso, abbastanza inutile, ma tant'è. Si riprenderà con questo calcio di punizione. La sfera ce l'ha in mano Jabre, che la posiziona a terra. Siamo a 11 metri, un po' decentrati, all'altezza del primo palo, diciamo così. Una buona piattaforma per l'Arzignano, calcio a 5.
la battuta e la ribattuta, nulla di fatto. Il tiro battuto da Lasri è stato subito ribattuto, era fortissimo, una bella botta per chi ha ribattuto questa punizione. Rimessa in gioco Montello. Che gioca sui passaggi, sulla precisione. Ora affonda e si presentano in due, un difensore e un attaccante, poi cadono entrambi prima che praticamente nessuno di due tocca quella palla messa lì. Pericolosa però per l'Arzignano. 22esimo minuto del primo tempo, finalissima di Coppa Veneto di Serie D, vantaggio del Montello 1-0. Ora c'è l'intervento di Giabre che ferma l'azione dell'avversario e riconquista la sfera. Pegoraro per Tumiatti, ancora Tumiatti, si presenta sulla sinistra Zerbato, torna indietro, prova a dare all'indietro, il pallone gli rimbalza davanti e praticamente dandogli un canale per poter affondare il colpo, poi comunque mantiene il possesso dell'azione con la rimessa laterale. Alla battuta Stefano Zerbato per la conclusione di Federico Pegoraro, murata in angolo. Arzignano, la battuta di questo è una rimessa laterale simile a un angolo, poi la conclusione di Zerbato che sfiora il palo. Rivediamo: calcio d'angolo, diagonale di Zerbato, si getta Zoppas, non riesce a raggiungere il pallone, ma il pallone è fuori sul fondo. Alla rimessa in gioco Daniele Zoppas. A terra il giocatore del Montello, un altro cartellino giallo. A terra Leandro Alfonso, calcio di punizione Montello. Cartellino giallo per Zerbato. Sulla sfera Alfonso Leandro per la battuta. Scherzosamente Giabre gli ha trattenuto la maglia prima della battuta del calcio di punizione. E poi c'è un'altra conclusione deviata che rivediamo, il dribbling, il tunnel, la conclusione di Bekteshi. Montello quindi che avrà un'altra palla inattiva da sfruttare vicino alla porta avversaria. Bel tiro di Francesco Coppe, bella parata di Simone Baronio. Movimenti in area, interviene Zerbato. Venticinquesimo. Le squadre provengono da una lunga stagione, ma hanno naturalmente tutta la voglia di vincere questa gara che è importante, la Coppa. Dopo il campionato la Coppa e vincerli entrambi sarebbe una ciliegina sulla torta di una stagione
vincente. Non riesce a mantenere il pallone in campo nonostante il tentativo sulla linea Tumiati, almeno per l'arbitro è così, non è d'accordo Tumiati, ma sulle rimesse laterali e c'è il time out chiamato dall'Arzignano, quindi minuto attorno al proprio mister per avere le disposizioni, gara perfettamente aperta nonostante il vantaggio del Montello, ma il vantaggio è proprio minimo, 1-0, il gol di Bile all'8° minuto. C'è il fischio perché le squadre rientrino in campo e il secondo fischio per la ripresa del gioco. Il gioco riprenderà con questa rimessa laterale dell'Arzignano. Sul pallone la Malfa e Zerbato. Zerbato che da sinistra per Lasri, ancora Zerbato e si trova tutto solo e ha la ghiotta occasione sui piedi che rivediamo, pallone che gli arriva proprio lì sotto i piedi al numero 15 Bekteshi, ma l'intervento di Baronio in questa situazione è assolutamente risolutivo, ma il Montello è ancora in avanti. C'è un tocco assolutamente involontario di braccio. Rimessa laterale battuta da Silvares all'indietro per Coppe, poi un pallone messo fuori. Zerbato a palombella verso Lasri che serve all'indietro Baronio, ancora Zerbato, rincorrono il pallone in due, lo protegge Zerbato e termina sul fondo. Jabre chiede triangolo, momentaneamente non lo ottiene. Jabre ancora Singh, riceve la sfera Singh, Zerbato, ancora tentativo di far scivolare via il pallone sulla destra, viene fermato dagli avversari. Il tentativo di Tumiati di servire Zerbato che si era sganciato sulla destra. Tumiati di suola all'ultimo dà un buon pallone a Zerbato che va alla conclusione murata. Jabre Tumiati prova ad entrare in area, Tumiati da vie laterali ma viene fermato. Poi mette via Coppe onde evitare guai per la sua difesa che era lì da un po'. 31esimo, siamo quasi allo scadere del primo tempo, Montello in vantaggio 1-0, gara quindi tutta da decidere nella ripresa, sempre su Futsal Veneto TV tra 10 minuti, sempre qui.
Coppa Veneto di Serie D. Situazione con il Montello in vantaggio 1-0 grazie alla rete siglata da Bile a Cacao Christian. Il vantaggio del Montello, la squadra vestita d'azzurro contro l'Arzignano. Secondo tempo quindi che tutto da vedere, visto che la partita con il minimo vantaggio della formazione trevigiana. Ci prova subito l'Arzignano con questa azione avvolgente, la conclusione di Tumiatti, subito Murata. Prima aveva fatto un bel gioco di suola al limite dell'area, Tumiatti a servire esternamente il proprio compagno, poi è andato alla conclusione Murata. Ancora un tentativo di passaggio, questa volta di Giabre per Tumiatti, ancora fermato. Ben disposta la difesa del Montello, intenzionato a difendere a denti stretti il minimo vantaggio, salvo riproporsi in avanti per rimpinguare il bottino. Montello che tiene palla, manovra la sfera, gliela soffia Giabre a Callegaro, poi la accompagna fino a che esce sul fondo per la rimessa con le mani, rasoterra di Simone Baronio, poi Zerbato, ancora Zerbato, servito Giabre, Tumiatti, Lasri, Zerbato, Giabre, ancora Lasri, si trova sulla sinistra, poi servito Zerbato, esattamente dalla parte opposta. Dalla destra viene battuta questa rimessa laterale. Intercetto, interviene il Montello, riconquista per un attimo la sfera, poi viene messa all'indietro, è costretto a rincorrere il pallone Giabre e poi rilancia, pressato dall'avversario, rilancia direttamente fuori. Minimo vantaggio dunque per Montello Futsal. Prova a lungo sulla destra Callegaro, ma si trascina sul fondo. Porta su palla Giabre che pesca Tumiatti. Su di lui e due avversari, alla meglio Tumiatti. L'ultimo tocco è dei giocatori in azzurro. Zerbato si propone sulla destra, anche lui si trascina il pallone sul fondo. Chiama la giocata Zoppas, raccoglie il pallone, ma il conteggio è già iniziato. Proprio al quarto secondo riesce a rimettere in gioco il pallone Zoppas, prima di vedersi sanzionato. Tumiatti, serve Lasri all'indietro per Zerbato, di testa mette fuori Zerbato, si sconsola un attimo, poi riprende la posizione. Pressing dell'Arzignano sul tentativo di uscire da questa azione difensiva del Montello. Pallone lungo, facile preda di Simone Baronio. Il rilancio di Giabre viene intercettato da Callegaro che fa ripartire un'azione per Montello, poi la conclusione
sul fondo. Zerbato a servire Jabre, anzi Lazri. Tiene vivo il pallone il Montello proprio sulla fascia destra con il tentativo di passaggio di Bile Hkou Christian. Riparte Jabre, guadagna un po' di spazio, va alla conclusione, c'è l'intervento in scivolata tempestiva di Andrea Carniato, che aveva perso un attimo la gara con Jabre nello sprint iniziale, poi ha recuperato con una bella scivolata decisa perfettamente sul pallone, mettendo in rimessa laterale. Ci prova ancora l'Arzignano con Tumiatti che fa un buon gioco di suola, ma nel frattempo gli avversari lo circondano. Poi va alla conclusione Zerbato con il tiro che termina rivediamo il tiro di Zerbato, il tiro che termina alla destra di Zoppas. Pressing Arzignano sul disimpegno difensivo del Montello, c'è l'errore, Tumiatti interviene, poi richiama l'attenzione dell'arbitro, ritiene di aver subito un fallo, è riuscito comunque a toccare il pallone ma l'ha messo fuori. Aveva pressato molto bene Tumiatti ma non ha concluso altrettanto bene. Serie di cambi del Montello. Palla al centro con Tumiatti che alza la sfera, poi viene toccata per l'ultima dal Montello, rimessa laterale Arzignano. Sarà Jabre che batterà questa rimessa laterale. Corto per Zerbato, palombella di Zerbato, non va a buon fine, poi recupera il pallone Zerbato, prova a recuperarlo un'altra volta sull'incursione del numero 10 di Montello, Leandro Alfonso, che poi va alla conclusione da posizione difficilissima per poter centrare la porta, e infatti il pallone termina in angolo perché c'è la deviazione. Calcio d'angolo dunque per il Montello, che conduce, ricordiamo, 1-0 grazie al gol segnato esattamente 30 minuti fa di gioco, all'8° minuto del primo tempo. Ora siamo all'8° della ripresa. Tiene con una mano la sfera Jabre per posizionarla a terra, ferma un pallone che filtra. Non ci ha creduto forse Zerbato su questo pallone che è filtrato, l'ha lasciato scorrere, poteva forse intervenire in scivolata, facile a dirsi naturalmente qui dalla tribuna. La conclusione, la bella parata, poi un pallone messo al centro dove non arriva nessun compagno dell'attaccante del Montello, che ha proposto prima un tiro, poi un passaggio che ha attraversato tutta la porta. Torniamo in diretta dopo il replay proposto da Andrea Di Giambattista della troupe di Futsal Veneto TV, che produce questa gara e un po' tutte le gare del grande Futsal Veneto. Jabre, Zerbato, Jabre un po' in ritardo, Jabre in anticipo Zoppas, poi lancia un pallone
un pallone pericoloso al suo compagno di squadra, costretto a mettere fuori la sfera il Montello. Riparte l'Arzignano, passaggio impreciso, riconsegnata la sfera ai trevigiani. Messo in causa Zoppas, rilancio lungo direttamente nelle mani di Simone Baronio, poi Tumiatti all'indietro, Zerbato, ancora Zerbato, servito Singh, rimessa laterale Montello, già battuta, subito in pressing l'Arzignano, nel tentativo di riconquistare in fretta il pallone, esce dalla propria area Baronio, ma mette direttamente fuori. Largo, Zoppas riceve la sfera, un timido tentativo di proporsi come power play, poi una palombella da dimenticare per lui, direttamente sul fondo. Singh, servito Tumiatti che viene anticipato. Rilancio, ma non scavalca il difensore che di testa interviene sul pallone. Il rilancio di Baronio, fermato di testa prima che potesse raggiungere il compagno di squadra avanzato in piena area. Prova una conclusione con una lotta per poter andare al tiro, ed è in questo momento però, sull'azione successiva, il gol di Arzignano, il pareggio di Arzignano, il gol di Alberto Tumiatti, 1-1. Abbiamo rivisto il gol di Tumiatti, la gioia di Tumiatti, 13° minuto della ripresa, 1-1, tutto da rifare per il Montello, partita apertissima. Bel intercetto di Singh che frana su Zoppas, che però trattiene il pallone a terra. Si anima la gara. Bel pallone recuperato da Zerbato, che lo porta un po' a spasso, anche di suola. Tumiatti, Singh al passo. Prima probabilmente di provare un passaggio o un'accelerazione, il primo dei due. Ancora Singh, Pegoraro, Singh, Tumiatti, l'autore del gol. Lascia fare Montello, ma non vuole che si avvicinino i giocatori dell'Arzignano, che mantengono il possesso della sfera, ma non riescono ad avvicinarsi all'area per una stoccata. Pegoraro, sempre all'indietro per Singh, che probabilmente ora servirà ancora, no, prova il dribbling. Singh aveva possibilità di avere un affondo, poi c'è l'intervento di Silvares e Zoppas fa ripartire l'azione dei suoi.
Ultimo quarto, si entra ufficialmente nell'ultimo quarto di gara, assolutamente decisivo per le sorti della Coppa Veneto di Serie D. Non si sa neanche ancora se prenderà destinazione provincia di Treviso o destinazione provincia di Vicenza questa Coppa, ma è lì pronta ad aspettare il vincitore. La conclusione dai 15 metri di Zerbato, fermato dall'avversario. Si scaldano gli animi per un attimo, ma Zoppas nel frattempo si propone in avanti, ma lasciando la porta libera. Incursione di Zoppas sulla sinistra, fermata dal suo compagno di squadra alla ripartenza dell'Arzignano. La porta era libera, ora è ritornato tra i pali Giabre. Tumiatti prova a chiudere il triangolo con Giabre, non vi riesce. In caso di parità, tempi supplementari, in caso di ulteriore parità, tiri di rigore. Pallone fuori per Tumiatti. Ancora Tumiatti, circondato da 2-4 avversari, poi Giabre mette un pallone al centro, non arriva, rivediamo questo pallone messo al centro da Giabre, non arriva per un soffio con la testa Singh, che l'aveva proprio a portata di mano, ma è arrivato con un attimo di ritardo. O meglio, l'aveva a portata di testa, ma è arrivato proprio con un attimo di ritardo. Il rilancio di Singh, riconquista sfera Montello. Si ripropone. Palla al piede, prova ad accentrarsi. Il numero 14 Montello che sfodera un bel tiro. L'intervento del portiere avversario, pallone in angolo. Abbiamo rivisto il bel tiro di Enrico Callegaro e la bella parata in tuffo di Simone Baronio per il calcio d'angolo Montello. Alla battuta del calcio d'angolo proprio Callegaro, che la dà all'indietro per Fornasier, riesce a mantenere il pallone in campo. Fornasier lo mette al centro, poi la sfera esce. Diciottesimo, 1-1. Ripartenza Montello, poi interviene Singh e ne ferma l'azione. La conclusione dalla distanza, ancora un intervento di Baronio. Bel tiro dalla distanza che era proprio indirizzato sotto la traversa. Simone Baronio non si fa sorprendere. Neanche in questo calcio d'angolo, anche se non trattiene il pallone. Sarà ancora però un'azione per il Montello, con la nuova conclusione da fuori e il tiro questa volta decisamente alto. Singh all'indietro per Zerbato, Giabre, Singh, Giabre, Lasri prova l'azione personale, Lasri va alla conclusione, c'è il tocco, ci sarà calcio d'angolo.
tocco di Zoppas. Pallone messo al centro, ma Zoppas fa buona guardia, ferma il pallone con due mani e fa ripartire l'azione del Montello. Majabre recupera la sfera, tutto solo Lasri, doppia conclusione di Lasri, prima su Zoppas in uscita e poi a lato di poco. Rivediamo, non proprio pochissimo, la conclusione di Lasri. Inciampa su questo pallone, si era presentato solo numero 10 del Montello, Leandro Alfonso, ma è inciampato proprio prima di dare la stoccata. Prova il lungolinea di tacco Lasri, c'è un fischio, si consultano i due arbitri. Gioco che riprende dopo questo dialogo tra i due arbitri, ancora con il Montello in possesso palla perché il rilancio dell'Arzignano è stato direttamente a lato. Pallone lungo per Bile che va alla conclusione improvvisa, inaspettata, diciamo così. Pericolosa. La conclusione di Zerbato, tiro ben calibrato, pronto Zoppas. Rivediamo il tiro improvviso, inaspettato dalla destra di Bile, fermato in qualche modo da Simone Baronio. Ora invece è Zoppas che vediamo all'opera, ferma il tiro di Zerbato. Arzignano in avanti, ancora Zerbato. Pallone messo in tribuna, pericoloso per il pubblico che in questi 2 giorni di Final Four per la categoria Under 17, che si è conclusa con la vittoria del Fenice Venezia Mestre, che ha vinto quindi la Coppa e il titolo regionale, parteciperà alle finali nazionali per lo scudetto, e poi per la Coppa Veneto di Serie D, pubblico che non è mai mancato qui alla Bell Botea Arena, e mi dicono della regia neanche in diretta sul Futsal Veneto TV, con punte di 200 e passa ascolti. Zoppas, 200 e passa persone sintonizzate nello stesso momento. Ne approfittiamo per ricordare, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, che Futsal Veneto TV seguirà dalla A alla Z il torneo delle regioni che si svolgerà in Calabria e si potranno vedere in diretta tutte le partite, perché le gare che non saranno trasmesse dalla piattaforma nazionale Futsal TV, e quindi buona parte delle gare di qualificazione, saranno trasmessi in diretta da Futsal Veneto TV, quindi sintonizzatevi. Gli orari sono Under 15 9:30, alle 11 l'Under 17, 11:30 l'Under 17, alle 15 la femminile, e a seguire, a chiudere la giornata, le 3 giornate di qualificazione, sarà l'Under 19. Stessi orari per tutte le partite di qualificazione. L'intervento che poteva far male alla propria porta, ma il pallone così non filtra.
intervento di Bile in scivolata. Angolo Arzignano. 5 minuti al termine, 1-1. La conclusione di Zerbato, il pallone messo fuori da Fornasier. Zoppas che non aggancia, cioè ferma il pallone ma non riesce a fermarlo, poi il suo compagno di squadra gli dà una mano mettendo fuori questa sfera pericolosa. Giabre per Pegoraro, Zerbato. Un'altra conclusione che termina alta di Lazri. Rivediamo, lanciato a rete Lazri, la conclusione alta. Rientrato Tumiatti, Giabre, Lazri, la conclusione diagonale con passo troppo largo per lui, pallone sul fondo. Bassa, Zoppas dà un pallone basso ma viene recuperato da Zerbato che poi subisce fallo, non viene fischiato. Tumiatti subisce fallo anche lui, anche in questo caso non viene fischiato. Prova la conclusione Giabre, potente e precisa. Zoppas si fa anche male in questo intervento nella propria porta, poi si rialza. Bella conclusione che rivediamo. Tumiatti per Giabre che si accentra, fa un solo passo. Con difficoltà Zoppas nel trattenere il pallone, ma efficace il suo intervento. Squadre che sembrano un po' stanche, o forse preferiscono solo ragionare un'azione che in questo punto della gara potrebbe essere risolutiva per la partita. Giabre, Tumiatti, Zerbato, porta a spasso il pallone Zerbato, si ferma, lo dà dentro, cerca di darlo dentro, ma interviene il Montello, 3 contro 1 del Montello, la conclusione di Bile a botta sicura sulla destra, interviene Baronio con molta bravura e mette in angolo. Abbiamo rivisto l'azione, il 3 contro 1 del Montello, aveva il portatore di palla un giocatore a sinistra e uno a destra, la data a destra per Bile, ma Baronio si è superato. Zoppas che chiama la giocata, serve Bile che palleggia col pallone, ma Zerbato non si fa sorprendere, stanchissimo. Chiede cambio, Zerbato. Rientra Pegoraro. Sfugge il pallone a Pegoraro dopo una bella azione dell'Arzignano, la possibilità di volare sulla destra, sfumata. 30 secondi al 30° minuto, c'è da recuperare qualcosa naturalmente, ma sicuramente
probabilmente, a meno che non succeda qualcosa in questo finale, che a questo punto, se succedesse qualcosa di gol da una parte o dall'altra, sarebbe assolutamente importante. Si pensa già all'overtime. La conclusione di Lasri, la spizzicata di testa, l'intervento di Zoppas. Pronto Zoppas su questa spizzicata di testa di Lasri. Sulla sfera alla battuta del corner Jabri, proprio nei secondi conclusivi della gara. Conclusione di Lasri, murata dall'opposto numero 11. C'è il doppio fischio, si va all'overtime qui alla Belbotea Arena. Non sono bastati 60 minuti per decidere chi tra Montello Futsal e Arzignano Calcio 5 porterà nella propria bacheca la Coppa Veneto 2023-2024 di Serie D. A tra poco. Overtime a Tombolo alla Belbotea Arena per la finale di Coppa Veneto di Serie D. Non sono bastati 60 minuti più quelli di ieri delle semifinali per determinare la vincente. Si va ai supplementari, 5 minuti non effettivi per tempo, con le squadre che proveranno a superarsi in questi 10 minuti, squadre che però probabilmente proveranno, tranne che poi c'è una conclusione pericolosa di Montello con Callegaro, tiro che abbiamo visto è terminato di poco alto, faceva comunque buona guarda Baronio, Pegoraro, Lasri, Tumiatti,
l'autore del gol dell'Arzignano, del pareggio, dopo il vantaggio nel primo tempo di Bile. Vola dall'altra parte, occasionissima per Montello, pallone messo sul secondo palo, troppo lungo però, non arriva nessuno compagno di squadra. Si lamenta il giocatore che era più al centro, cioè lo stesso Bile, ma il pallone probabilmente era indirizzato per il compagno di squadra più decentrato verso la sua destra. Ora ci proverà l'Arzignano con un'azione d'attacco, Jabre alla battuta, Tumiatti, ancora Jabre di suola, porta avanti il pallone, serve Tumiatti che subisce fallo, calcio di punizione Arzignano. Pochi falli in questo secondo tempo e in questo scampolo di primo tempo supplementare, a dispetto del primo tempo decisamente più sanzionato dagli arbitri quindi che hanno messo nella giusta via questa gara senza che diventasse fallosa, anche dispensando qualche cartellino giallo nel primo tempo, ma sono riusciti nella loro idea di far tornare il futsal nei binari per poter ora affrontare questi tempi supplementari con la tensione sì di vincere, con l'obiettivo di vincere la gara da parte di entrambi, ma con un gioco assolutamente corretto, tant'è che in 35 minuti sono solo 2 i falli sul tabellone, sono entrambi del Montello. L'Asli è rientrato intanto Zerbato, che era 10 minuti fa era stravolto, cade in area ma non c'è fallo. Jabre ora la situazione favorevole al Montello, il pallone che sfugge per un attimo a Baronio, messo fuori da Zerbato. Ricordiamo che in caso di ulteriore parità dopo i 2 tempi supplementari di 5 minuti si andrà, in caso appunto di parità, ai tiri di rigore. Prova un'incursione in area, però in questo caso Alfonso Leandro, molto stanco anche Jabre. Stagione lunga, età che avanza, ritmi comunque molto buoni per questa Serie D che qui in questi 2 giorni ha presentato le squadre di vertice, perlomeno in Coppa. C'è intanto un calcio di punizione per l'Arzignano, il fallo di Bile su Zerbato che si rialza. Anzi, si tratta di Lamalfa, un giocatore che è stato atterrato e che quindi permetterà all'Arzignano di battere questo calcio di punizione da notevole distanza ma centrale. Zerbato alla conclusione, sfiora il palo, termina il primo tempo supplementare naturalmente, quindi 65 minuti di gioco, perfetta parità tra Montello e Arzignano.
Stiamo assistendo al secondo tempo supplementare tra Montello e Arzignano. Al vantaggio siglato da Bile all'8° minuto del primo tempo ha risposto Tumiatti al 13° della ripresa, e così il risultato di parità si è trascinato fino al 60° e per tutto il primo tempo supplementare. Ora altri 5 minuti per questa coppa, poi eventualmente, come dicevamo, in caso di parità, i rigori. Ma c'è un'azione sotto porta, il passaggio filtrante di Lazzari per Tumiatti che non aggancia. Rivediamo Lazzari, ma c'è l'ultimo tocco è del Montello, calcio d'angolo Arzignano. Sulla sfera Tumiatti, si accentra Lazzari, Zerbato, conclusione di Zerbato. Zoppas ha capito tutto, si era già tuffato molto prima, ferma la palla a terra. Poi dall'altra parte Baronio e poi un tentativo di Bile in rovesciata. La bella parata, l'abbiamo rivista e abbiamo apprezzato ancora di più la parata di Simone Baronio, che ha preso un pallone veramente difficile da togliere dalla propria porta. Poi la conclusione dall'altra parte di Lazzari a lato, poi un palo. Abbiamo visto adesso è la conclusione di Lazzari, probabilmente, che è finito sul palo. Abbiamo visto il replay. Terra un giocatore dell'Arzignano proprio sotto la panchina del Montello, poi si rialza pronto a rientrare in campo, anzi viene sostituito, rientra Jabre. Zerbato fa buona guardia nel tentativo di Bile di superarlo con una mossa astuta. Garia indubbiamente equilibrata, dai ritmi alterni, più combattuta forse nel primo tempo, dove appunto il Montello era passato in vantaggio e il Arzignano voleva subito recuperare. Poi nella ripresa le due squadre hanno giocato con un ritmo diverso. Primo tempo supplementare più che altro a non prenderle. Ora entrambe le squadre che vogliono, prima di 2 minuti circa, il tempo che manca al termine del secondo tempo supplementare, andare in rete per evitare la lotteria dei tiri di rigore. Bile alla conclusione, forte ma fuori. Rivediamo. Si decentra Bile, va alla conclusione. Scorrono i secondi. ...69 minuti di gioco, perfetta parità, 1-1, 60 di tempi regolamentari, 9 di overtime. Siamo nell'ultimo minuto di futsal giocato, poi eventualmente i rigori. Recupera la palla a terra Zoppas per rimetterla corta con le mani. Sale il Montello, ma non vuole scoprirsi naturalmente. Sembrano
aver firmato un armistizio le due squadre, tant'è che c'è la fine dell'incontro dell'overtime e si va quindi per decidere chi vincerà la Coppa Veneto di Serie D ai tiri di rigore. Quindi tra pochissimo, per l'ultima emozione di questa 2 giorni di gare qui alla Bell Botel Arena, 6 partite, le 4 semifinali Under 17 e Coppa Veneto Serie D, le 2 finali di oggi, questa protrattasi per altri 10 minuti con l'overtime, ma non è ancora deciso chi porterà a casa la Coppa. A deciderlo saranno i portieri e chi si presenterà da 6 metri a battere i tiri di rigore. Gli arbitri attendono Stefano Annoe e Gianluca Figuera, attendono la lista dei calcettisti, i primi 5, poi eventualmente in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza. Ma visti i 2 portieri con grandi competenze, sicuramente qualche parata ci sarà. Intanto i 2 portieri, da una parte sarà sicuramente Simone Baronio, del 1997, dall'altra Daniele Zoppas, che di anni ne ha un po' di più. Eccoli i 2 portieri, in questo momento sono fuori quadratura ma sono lì posizionati, pronti a ricevere i tiri di rigore, a provare a pararli, ma anche a mettere il proprio corpo, le proprie mani sulle autentiche sassate che tireranno le 2 formazioni. Raccomandazioni per i portieri: una ripassatina al regolamento per evitare poi di intervenire. Il primo a battere il tiro di rigore sarà il numero 22 dell'Arzignano, Federico Pegoraro. Pegoraro contro Zoppas. Pegoraro, la rete di Pegoraro, tiro battuto in modo magistrale da Pegoraro, forte, portiere che si è tuffato dall'altra parte. Il gol di Pegoraro, 2-1 Arzignano. Il gol di Silvares, 2-2, botta e risposta, subito a segno i primi 2 rigorista, Calegaro e Silvares. Sulla sfera ora Lazri, lunga rincorsa per lui. La traversa di Lazri, 2-2 sempre il punteggio. Gioisce il Montello Futsal, viene consolato Lazri dai propri compagni.
Il gol di Montello, il gol di Francesco Coppe, il capitano. 3-2 Montello, a parità di rigori tirati. Il tiro alto di Tibaldo, sempre 3-2 Montello. Conclusione alta di Leonardo Tibaldo, scusate, di Rudy Basso. Ora ci prova dal dischetto Alessandro Lamalfa. La rete di Lamalfa, il doppio vantaggio del Montello. Sulla sfera ora va Lamalfa contro Zoppas. La parata di Zoppas e il Montello ai tiri di rigore si aggiudica la Coppa Veneto di Serie D. Se per tutta la gara le due squadre hanno fornito un perfetto equilibrio, poi nei tiri di rigore è uscito prepotente il Montello, che ha siglato tutte le sue reti, ha atteso gli errori degli avversari e porta a casa la Coppa Veneto di Serie D. Coppa Veneto di Serie D quindi a Montello Futsal. Tra poco le premiazioni, ci risentiamo tra qualche minuto a conclusione di questa maratona di futsal tra ieri e oggi qui dalla Belbotea Arena di Tombolo. Siamo giù.
Siamo giunti alle premiazioni di questa Coppa Veneto di Serie D, premiati i 2 direttori di gara. Ora sarà la volta della squadra seconda classificata che ha avuto il verdetto solamente ai tiri di rigore. L'Arzignano Futsal si presenta per ricevere la medaglia e la targa di seconda classificata. Ricevono la medaglia Baronio, Tumiatti, Lovato, Zerbato, Zanconato, Tibaldo, Lamalfa, Lasri, Singh, Giabre, Pegoraro e Baldisserotto, più naturalmente mister e dirigenti della squadra vicentina. Intanto si festeggia già dall'altra parte. Possiamo vedere le immagini anche su Futsal Veneto TV, si potranno rivedere anche in differita, che ha trasmesso questa 2 giorni qui dalla Belbotea Arena con il campionato Under 17 che ha decretato il suo vincitore, titolo regionale Veneto alla Fenice Venezia Mestre, e questa Coppa Veneto di Serie D. La consegna della targa al capitano dell'Arzignano. Leonardo Tibaldo, la targa per l'Arzignano, seconda classificata in Coppa Veneto di Serie D. L'applauso verso il pubblico che ha seguito questa squadra tutto l'anno, anche in questa 2 giorni qui alla Belbotea Arena. E ora si presentano per le premiazioni i giocatori della squadra vincente di questa Coppa Veneto di Serie D, il Montello Futsal, con Rebroub, Carniato, Silvares, Fornasier, Basso, Alfonso, Bile, Callegaro, Bektesci, Zoppas, Coppe e Fiorin. Tutti dirigenti. Coppa lì in primo piano alla sinistra della squadra che si sta presentando anche per la foto. Premia Michele Di Giambattista, responsabile regionale del calcio a 5 per la FIGC Veneto. Giocatori che guardano le immagini in diretta. Ed ora tutto è pronto per la consegna della Coppa. Pronti quindi alla consegna della Coppa il Montello Futsal, formazione vincente della Coppa Veneto di Serie D. Michele Di Giambattista va verso Francesco Coppedi. La Coppa sembra un gioco di parole, ma è verità. Il Montello Futsal vince la Coppa Veneto di Serie D. We are the champion. Il bello del futsal.
traguardo raggiunto per il Montello, traguardo raggiunto anche per noi in questa maratona di futsal, 6 gare tutte d'un fiato, e quindi possiamo salutare e ringraziare la troupe di Futsal Veneto TV e una risentirci, prossimo appuntamento direttamente dalla lontana Calabria, con in diretta tutte le gare delle rappresentative venete, al torneo delle regioni 2024. Un caro saluto quindi da Enrico Guidotti e buon futsal a tutti.